Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero. Presidente, allora ci siamo, la 3 giorni sta per partire per quanto riguarda questi campionati italiani di ciclismo su strada a cronometro, l'organizzazione sta oliando gli ultimi dettagli, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Allora, dobbiamo aggiungere, speriamo che prima di tutto il tempo ci tenga su, perché arrivando in pista, se è brutto tempo non è tanto bello. Quello. Poi siamo soddisfatti, io e la mia famiglia, e più quelli che mi hanno dato una mano, che siamo già arrivati a un punto di partenza, che essere onesto credevo che mi saltasse tutto. Anche oggi alla riunione ho avuto un po' paura. Poi non lo so, posso dire che abbiamo dei bei corridori, Ganna si è già iscritto, poi ci sono iscritti altri 2 corridori, si è iscritto De Marchi, che è il nostro friulano, che è campione europeo, poi ci sono iscritti gli altri 2 olimpionici su pista, adesso il nome faccio fatica perché... Però diciamo, poi abbiamo la Longo Borghini iscritta come donna, poi avremo la friulana Cecchini, che per noi è sacra, spero che faccia una bella corsa e che la possa vincere. Perché soprattutto mi permetta di sottolineare, Presidente, il fatto che questa zona avrà per 2 giorni una vetrina non solo nazionale. Sì, nazionale, diciamo di tutta Italia, abbiamo corridori di tutta Italia. Abbiamo corridori 3 professionisti che corrono all'estero, che corrono in squadre olandesi, belghe, francese, che sono dentro. E poi abbiamo dei corridori italiani che spero che corrono nelle squadre italiane che facciano bella figura, perché sai, quelli che fanno all'estero va bene tutto, ma se vince uno che corre in Italia vuol dire che riusciamo a costruire qualcosa in più di questo. Poi speriamo che questo lavoro che abbiamo fatto in compagnia, in tutti insieme, serva a qualcosa alla comunità che stiamo un po' maltrattando, nel senso perché gli chiudiamo le strade. Mi ha anticipato la domanda. Gli chiudiamo le strade e li facciamo stare un po'. Spero che capiscano la corsa e la fatica che facciamo. Io comprendo anche la loro disponibilità che si mettono e anche la loro rabbia che prenderanno. Chiedo solo una cosa, di portare un po' di pazienza per questi 2 giorni, che sono 2 giorni un po' distanti, diciamo il mercoledì dopo pranzo e il martedì sera, che occuponiamo tutti. E chiedo una scusa in anteprima a tutta la gente del comune di San Giovanni, perché il comune di San Giovanni si trova con 4 giorni con delle strade chiuse. Diciamo che la manifestazione parte e arriva a San Giovanni, gli diamo più lustro, però sarà anche quella gente che ne soffrirà di più. Spero che mi perdonino e che partecipino con tutto il cuore alla manifestazione. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità,
performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.